Questa è Ariccia, una delle armoniose cittadine ricche di ville principesche e di sontuose cattedrali che guardano Roma dai Colli Albani. E questo è il ponte che introduce alla settecentesca piazza, sulla quale sorge il Palazzo dei Principi Chigi, rinnovato nel 1600 dal Bernini. Interamente costruita dal Bernini, invece, è la facciata della chiesa di Galloro. Ogni anno davanti a questa chiesa ha inizio una grande festa, che è simile a quella che un ignoto pittore dipinse 3 secoli fa. Certo, i costumi non sono più gli stessi. Davanti alla chiesa oggi non troverete più le carrozze dei ricchi, ma lo spirito sacro e profano della festa è il medesimo. Intorno alla gente che compassata con il vestito buono si reca in chiesa, già circola un'aria da fiera. Già si innalzano, mescolandosi all'odore dolce dei ceri e della religione, il profumo stuzzichevole della porchetta arrosto e la musica dei posteggiatori. E accanto alle tavolate della gente che fa baldoria, confusi in mezzo alla folla, vicino alle loro mercanzie esposte in bella mostra, i venditori ambulanti e le chiromanti approfittano dell'occasione per combinare i loro piccoli affari. La festa della Madonna di Galloro, detta anche della Signorina, perché l'immagine della Madonna viene portata in processione da una bambina, era celebrata con molto entusiasmo nel Seicento. L'autore del quadro, conservato oggi nel Palazzo dei Principi Chigi, la dipinse subito dopo la sua istituzione, cogliendone con garbo lo spirito e l'allegria. Sembra, non è vero, un paesaggio alpino. Ne ha il sognante distacco, la suggestione. Eppure siamo nel Lazio, sulle rive del lago artificiale di Turano, un'ora di macchina da Roma. Tra i tanti villaggi medioevali che pendono sulle rive del lago, ce n'è uno che da lontano sembra simile agli altri, ma si tratta di un'illusione. Questo non è più un paese. Se vi avvicinate, vi accorgete infatti che è soltanto un mucchio di sassi, lo scheletro di un paese. Quando lo abbandonarono, gli abitanti portarono via tutto, porte, finestre, infissi, travi, tubature. Oggi soltanto i muri delle case e il tracciato di alcune strade trattengono un'eco di vita. Tutto il resto ha assunto l'aspetto disseccato delle antiche rovine. Solo il Palazzo dei Principi Drago, benché sfigurato e consunto, conserva ancora qualcosa della sua grandiosità.
ed è ancora possibile ritrovare, in mezzo alla lebbra delle macerie, qualche traccia dell'antica bellezza. Soprattutto nell'interno dei saloni, dove sulle pareti i colori di alcuni affreschi hanno resistito al tempo e all'abbandono. Ma la corruzione incalza e già il figurativo si sta trasformando in astratto. Scheletro senza vita, corpo devastato, teoria di allucinate sagome, il paese morto si affaccia da 100 buchi sulle colline e sul lago. E la cosa più patetica è forse che più nessuno posi il suo sguardo su questo paesaggio incantevole, si soffermi a goderne la bellezza. Nessuno, salvo le vuote occhiaie delle devastate finestre. Siamo alla Nuvio. Capitare in un paese di campagna in un giorno di mercato è come ritornare indietro di 15 o 20 anni. In mezzo agli oggetti di plastica che hanno detronizzato il coccio e il rame, accanto ai prodotti di serie che hanno sostituito l'opera degli artigiani, si ritrovano tante cose sparite dalla città, quasi dimenticate. Si ritrovano i fiori finti, i vasi di pessimo gusto che ancora piacciono al popolo e, specchio del suo desiderio di evasione, le fotografie delle dive, i manifesti dei film di tipo B avventurosi o drammatici e il segretario galante illustrato, ovvero sia l'amore come lo sente o come se lo immagina la gente semplice. Ecco qua, parole e illustrazioni, tutto per 50 lire. Il mittente deve aggiungere soltanto la firma. Si comincia con le lettere. La più bella canzone d'amore è quella che il mio cuore canta per te. Ti amo, ti amo, ti amo. Vedo la tua suave immagine in ogni cosa più bella. La vita senza di te è ormai impossibile. Da ieri vivo in un mondo di sogno. Vorrei poter gridare a tutti la nostra felicità. Ti amo. E dopo le lettere, i telegrammi. Dimentica i momenti tristi e torna a me. Sei l'unico scopo della mia vita. Come un'onda di beatitudine giunge al mio cuore quando penso a te. Ti sogno. Ardo dal desiderio di riabbracciarti. Ma non solo le parole, anche le illustrazioni hanno un loro significato. Così, per esempio, lei si immagina di essere dolce, sentimentale, passionale, romantica. Mentre i messaggi, anche se vengono spediti per posta o per telegrafo, sono sempre affidati alle colombe. Nel cuore nascono i sentimenti e nel linguaggio del cuore ad ogni sentimento corrisponde un simbolo. Via via che l'amore cresce, il cuore aumenta i suoi battiti e gli innamorati cominciano a sognare. Quando poi il sogno si avvicina alla sua realizzazione, i simboli diventano più complessi. Il monologo si trasforma in dialogo.
Finché, finalmente riuniti dopo tanti messaggi, ecco i due fidanzati nella gloria del loro sogno. Poi comincerà la realtà.